Cari amiche e cari amici della Tenda TV, ben ritrovati. Vi stiamo parlando in diretta da Cappella Maggiore e ci apprestiamo a vivere insieme un'intensa mattinata che vedrà come protagoniste le penne nere di Vittorio Veneto. Infatti quest'oggi ci sarà la 91esima adunata sezionale di Vittorio Veneto. Tanti gli alpini che stanno affluendo in questo momento a Cappella Maggiore, ma l'adunata sezionale è cominciata venerdì sera, venerdì 10 giugno, nella sala del municipio di Cappella Maggiore, con l'inaugurazione della mostra Trincee di Ghiaccio, che ha visto la partecipazione del coro ANA di Vittorio Veneto. Andiamo a vedere qualche immagine appunto dell'inaugurazione della mostra venerdì 10 giugno. Senti cani nera, cosa me capita una carta che sono richiama, me capita una carta che sono richiama. E queste erano le immagini dell'inaugurazione della mostra Trincee di Ghiaccio, mostra a cura del gruppo alpini di Cappella Maggiore e in particolare a cura di Guido Spada ed Alfeo Zanette. A fare da preludio all'intensa giornata di oggi è stata anche una rappresentazione teatrale che ha avuto luogo sabato 11 giugno, ieri sera, presso il giardino della parrocchia di Cappella Maggiore, rappresentazione teatrale a cura di Teatro Meno Male, intitolata Lettere di guerra dalla Russia. Questa rappresentazione teatrale ha visto la partecipazione del coro ANA Col di Lana e del coro ANA Mesulano. Andiamo a vederne un piccolo estratto. Le
io non ci credo. Fa freddo qui da noi. Immaginarsi in Russia. Speriamo finisca presto questa maledetta guerra. Amabile, dicono anche che i russi sono buoni con loro. Gli hanno dato semi da girasole da mangiare, dai. Siamo buona gente, non siamo fatti per la guerra. Eliseo poi sa farsi voler bene. Cammina, cammina, la guerra è lontana, la casa è vicina e c'è una campana che suona ma piano. Ding dong dang dang. Che suona ma piano. Maledico, perdonatemi cari genitori se ve lo dico, il momento in cui mi avete messo al mondo. Io resto qui. Addio. Io resto qui. Addio. Con altri amici in questa terra. E voi che tornerete a casa sappiate che qui, anche qui dove riposo, in questo campo vicino al bosco di betulle, verrà la primavera, verrà la primavera, verrà la primavera. E rieccoci in diretta da Cappella Maggiore, ci apprestiamo a vivere insieme con le immagini i momenti ufficiali di questa mattinata. Si parte con la sfilata, le penne nere faranno il loro arrivo in centro, qui presso il monumento ci sarà l'alzabandiera e l'onore ai caduti. Seguiranno le allocuzioni ufficiali. Dopodiché, presso la scalinata della chiesa parrocchiale Santa Maria Maddalena ci sarà la celebrazione della Santa Messa, animata dai canti del coro Ana di Vittorio Veneto e presieduta da Don Riccardo Meneghel. A tutti voi una buona visione con le immagini della Tenda TV.
ad attenderli sul palco organizzato in via Roma le autorità civili, i sindaci dei nostri territori, i presidenti emeriti, il consigliere nazionale, il presidente sezionale e l'onorevole europarlamentare e tutte le autorità che simulano nel nostro piccolo una adunata nazionale dove il palco dell'autorità vede sfilare dinanzi a sé il gruppo organizzato delle sezioni. In questo caso la sezione sfila di fronte alle autorità qui riunite. La sfilata, composta da un nutrito gruppo di figuranti e di altri protagonisti che li vedremo nel dettaglio sfilare qui davanti, è l'atto conclusivo di un programma che il gruppo Alpini di Cappella Maggiore ha inteso proporre per onorare questa 91esima adunata. Un programma che ha avuto inizio venerdì sera con l'apertura della mostra storica sulla guerra di Russia, che ha visto ieri sera proporre una recita teatrale di letture e dei canti del coro Ana Mesulano e del coro Ana Coldilana, e oggi la grande, diciamo così, per noi sfilata. Erano 2 anni che gli alpini della sezione attendevano questo momento, 2 anni durante i quali abbiamo vissuto grosse criticità, ma abbiamo dato anche segno di una grande efficienza e di una grande generosità. E di questo ne renderemo merito prima di concludere la nostra giornata, donando al personale volontario che ha prestato servizio nell'emergenza ai servizio Covid, donando loro una spilletta originale che la sede nazionale ha predisposto. Un'attesa di 2 anni che ha messo a prova la resistenza degli alpini, pronti sempre ad essere protagonisti, appariscenti e costretti nel chiuso delle loro case, hanno avuto modo anche loro di riflettere questa grossa difficoltà. Ma dopo questo periodo, finalmente già l'adunata nazionale ne è stata testimone, la volontà di riprendere le nostre gioiose tradizioni, di riprendere la nostra generosa attività si manifesta anche nel nostro piccolo in questa nostra adunata sezionale di Vittorio Veneto. Il percorso della sfilata ha avuto inizio alla rotatoria di via Roma con via Livell e il gruppo articolato di rappresentanze sta procedendo al passo del 33 scandito dalla musica della banda musicale di Cappella Maggiore, che è il gran completo, perché anche lei evidentemente vuole festeggiare il ritorno alla normalità anche con la sua professionale con la sua professionale capacità di esibirsi. Assieme ai gruppi della sezione ci sono rappresentative di altre sezioni, le nomineremo adesso al loro transito. E alla fine, buoni ultimi, anche la rappresentanza del reparto Salmerie. Reparto Salmerie che è nato in questa terra, in questo gruppo, è nato dalla volontà del Cavalier De Luca, dal contributo dei soci del gruppo, Unità di Salmerie, che si è sviluppata poi raggiungendo grandi risultati di visibilità. E anche il reparto Salmerie contribuirà. Sì. Avanti ancora, avanti. Avanti, presidenti. Era il 2014 quando per le strade di Cappella Maggiore questo stesso percorso
eravamo partiti un po' più in là, si udivano scandire le note del 33, perché anche nel 2014 il gruppo di Cappella Maggiore ospitò l'adunata sezionale nella ricorrenza del suo anniversario di costituzione. Fu anche allora una magnifica adunata che oggi intendiamo riproporre con lo stesso standard, perché le cose belle si ripetono nel tempo. Sentiamo in lontananza avvicinarsi il suono dei tamburi della banda di Cappella Maggiore, che poi seguirà la fase protocollare dell'alzabandiera e dell'onore ai caduti. Sì, certo. Signori della Allora, morire più la tua finestra? Perché tante volte non mi fie perché... Eccoci, bentornati alpini a Cappella Maggiore, benvenuti. In questa località che onora anche lei, come gli altri gruppi della sezione, il nome della città di Vittorio Veneto. Il ritmo del 33 Ecco il corpo bandistico di Cappella Maggiore, preceduto dal vessillo del presidente. Per lei, signorina, guardi. Grazie alla banda di Cappella Maggiore che con la sua nutrita presenza dà il segno della rinascita. Finalmente anche a Cappella Maggiore risuonano le note del 33. Assieme agli alpini, anche i musicanti della banda onorano questa cerimonia. Ecco che sta sopraggiungendo lo striscione della città, lo striscione che apre il nostro sfilamento alle adunate nazionali. Vittorio Veneto, città della vittoria. Questo simbolo, questo striscione stimola gli applausi. Dietro di loro una nutrita rappresentanza delle sentinelle dell'Agazzuoi in abiti originali. Grazie anche a voi figuranti per aver contribuito a rendere prestigiosa questa nostra sfilata. E a seguire le rappresentanze delle associazioni d'Arma, l'Associazione Combattenti e Reduci di Cappella Maggiore, l'Associazione Mutilati Invalidi di Guerra di Cappella Maggiore, la bandiera della Consulta delle Associazioni Combattentistiche d'Arma di Vittorio Veneto, la bandiera della sezione di Fregona degli Artiglieri d'Italia, la rappresentanza dell'Associazione Nazionale Carabinieri. Grazie anche a voi. Dopo, a seguire, il labaro dei Reduci di Russia, sezione di Vittorio Veneto, e la bandiera dell'Associazione Pene Mozze. Per molti anni questa bandiera è stata scortata da Claudio Trampetti, ora Varino Milano ha preso il suo posto con analogo onore. Ecco il vessillo della sezione di Vittorio Veneto, decorato di 4 medaglie d'oro, scortato dai vicepresidenti sezionali e dal maggiore Cristian Meghini in rappresentanza del comando del 7° Reggimento Alpini. A seguire, con la rappresentanza del Consiglio Direttivo, il gagliardetto della sezione di Cappella.
Con loro i vessilli delle sezioni consorelle di Treviso e Conegliano e di Valdobbiadene, che quest'anno celebra i 100 anni di fondazione. E dopo di loro i 18 gagliardetti della sezione e altri gagliardetti dei gruppi con noi associati. Grazie della vostra partecipazione, grazie della vostra presenza. Riprendono le nostre tradizionali sfilate, cari capigruppo, il coro mesulano che ieri sera si è esibito nella serata. La rappresentanza degli alpini, presieduta dalla rappresentanza del gruppo sportivo. Quest'anno riprendono le attività sportive, la prossima settimana i nostri atleti parteciperanno alle Alpiniadi in Abruzzo e dopo, in ordine, gli alpini della sezione. Bravi, grazie alpini di essere di nuovo presenti a onorare con la vostra partecipazione la nostra adunata. Grazie alpini. Questo è l'inizio della nostra tradizionale vita associativa. Ci eravamo fermati solo un periodo. Ecco a bordo del veicolo alcuni nostri soggetti che hanno difficoltà a deambulare e che vogliono comunque ricevere gli onori del pubblico. L'unità di protezione civile si presenta in grande rappresentanza. Grazie amici della protezione civile, grazie di esprimere la vostra partecipazione con questa numerosa rappresentanza. Grazie a tutte le componenti, anche all'unità medica che riconosciamo tra di loro con il suo indumento. E come in ogni adunata, la nostra sfilata si conclude con il passaggio del reparto Salmerie, che applausi ha raccolto in tutte queste decine di anni. Ecco a voi Marna, ecco a voi Mila, ecco a voi Uto, ecco a voi Viola. Identifichiamo nelle loro figure un unico nome da ricordare, Iroso, che tanto fa parlare ancora di sé, incredibilmente, in Italia. Grazie, chiedo al palco dell'autorità di raggiungere il luogo della cerimonia di fronte al monumento ai caduti per il proseguo.
le campane sovrasta i nostri momenti, quindi attendiamo che termini il loro concerto. Abbiamo raggiunto Piazza Vittorio Veneto, adesso procediamo al momento protocollare, il solenne bandiera, resa degli onori caduti. Invito il protocollo a far avanzare le autorità e anche il gruppo degli alpini per fare corona. Vai. in Piazza Vittorio Veneto. Stiamo ricomponendo lo schieramento per compiere la fiera. Chiedo a tutti gli alpini schierati in rappresentanza della sezione di accompagnare il suono dell'inno di Mameli con il saluto al cappello, tutta la sua durata. Al termine dell'inno di Mameli non è dovuto nessun applauso. Grazie. Alza bandiera! Posto squadra! Attenzione!
tutte le guerre. Oggi gli alpini, le associazioni d'arma che rappresentano le altre unità, tutti noi cittadini, affidiamo a questo gesto il grande valore che esso rappresenta. Chiedo al signor Sindaco di Cappella Maggiore, al Presidente della sezione ANA di Vittorio Veneto, al Capogruppo di Cappella Maggiore, al Maggiore Cristian Meghini, in rappresentanza del 7° Reggimento Alpini, di accompagnare il consigliere nazionale Daniele Bassetto per la deposizione della corona. Grazie. Onore ai caduti! Grazie per la vostra partecipazione veramente sentita. Questo silenzio è ricco di significati. Mai come in questi periodi li dobbiamo ricordare. Bene, ora ricomponiamo la rappresentanza per giungere il luogo della recita della Santa Messa sulla scalina Della chiesa parrocchiale di Cappella Maggiore. Adesso ci prepariamo, andiamo, possiamo.
Chi sei tu quello? Lungo la pure. Destra in parte del silo sezione. Tiene lungo la pure. No, avanti voi. Ma su. Io? Lungo a mura. Deve lungo a mura, se non le metti in basso. No, Fioi, non dove sta. Va in doppia fila. Gli altri orsi deve un po' più anche i gagliardetti. Qui avanti. Servirà un'asta. Un'asta. Grazie all'ombra. Tua mamma come sta? Bene, grazie. Mi fa piacere. Grazie. Signori, grazie signori. La cerimonia si sta svolgendo, la cerimonia non è conclusa, signori, chiedo la vostra attenzione per dare significato ai momenti che seguiranno. Grazie a tutti voi. Stiamo partecipando, a chi in piedi sotto il sole, ma anche chi è seduto all'ombra. Ognuno si renda consapevole di essere protagonista di questo momento. Prima di dare inizio alla celebrazione della Santa Messa, prende la parola il capogruppo di Cappella Maggiore, che ha l'onore di ospitare la nostra adunata. Per un breve saluto, grazie. Ok. Buongiorno a tutti. Io faccio un saluto mio personale e del mio gruppo, che si è dato tanto da fare per preparare tutto, speriamo, in ordine. Questo è un evento che richiama e vediamo che c'è tanta partecipazione, tutti i gruppi, gagliardetti, personalità, cerimonie e tutto. Io dico solo grazie e vi invito durante la cerimonia di fare un po' di silenzio, perché è una cosa che bisogna ascoltare. Io vi auguro una buona giornata e
Adesso passerà la parola, non so. Grazie a tutti, buona continuazione. Grazie capogruppo, comprendiamo la tua gioia ma anche la tua preoccupazione perché tutto riesca per il meglio. Il signor Sindaco del Comune di Cappella Maggiore, per il saluto della cittadinanza, grazie. Grazie a voi. Saluto e ringrazio le autorità civili e religiose e tutti i cittadini presenti. È per me un grande onore e una forte emozione essere sindaco di Cappella Maggiore e con voi celebrare il 91esimo della Dunata Sezionale e il 150esimo anniversario di fondazione del Corpo degli Alpini. Onore perché, insieme a voi, ho vissuto tante celebrazioni importanti che hanno ricordato l'impegno e i sacrifici di tanti giovani per favorire la pace e la prosperità della nostra amata Italia. In particolare, nella mia memoria, resterà indelebile quanto realizzato dalla sezione di Vittorio Veneto in occasione del centenario della fine della Prima Guerra Mondiale. Chi come me ha avuto i nonni e i genitori che hanno vissuto l'esperienza dolorosa, rispettivamente della Prima e della Seconda Guerra Mondiale, grazie ai loro racconti e ricordi, può essere da tramite alle nuove generazioni per esprimere rifiuto totale verso la guerra e affermare senza esitazioni la fecondità della pace. Il sacrificio dei nostri soldati ci ha trasmesso principi e valori incancellabili. Il rifiuto totale della guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali. L'importanza del dialogo mondiale attraverso organizzazioni governative come l'ONU e l'Unione Europea e non governative come la Caritas, le ONLUS senza scopo di lucro. La difesa della nostra patria, l'Italia, una e indivisibile. Dalla storia si impara? Dovrebbe essere così, anche se innanzitutto sarebbe necessario, imprescindibile, imparare a conoscere la storia, contenendo i sommari giudizi a posteriori. Purtroppo, le numerose guerre in corso nel mondo, e in particolare quella in Ucraina, ci fanno dubitare. Forte emozione, perché oggi è il mio ultimo giorno da sindaco e questo richiama nel cuore le tante sensazioni e esperienze vissute in questi 5 anni di mandato. Sono felice di concludere in un giorno di festa la mia esperienza, insieme all'Associazione Alpini che tanto ha contribuito anche con opere manuali a mantenere Cappella Maggiore così come appare. Un paese ordinato e organizzato che consente ai propri cittadini di vivere bene. Un ringraziamento lo estendo anche a tutte le altre associazioni di Cappella Maggiore che hanno contribuito, malgrado la pandemia, ad assicurare a tutti noi di vivere in modo adeguato. Concludo queste mie riflessioni augurando che questa sia per Cappella Maggiore la prima grande festa dopo la pandemia di una serie ininterrotta di altre feste che consentono a tutti noi di tornare a vivere normalmente. Viva la pace, viva l'Italia, viva gli alpini! Grazie signor Sindaco. La parola al Presidente della sezione ANA di Vittorio Veneto, Francesco Introvigne. Signor Sindaco, Professor Vincenzo Traetta, grazie delle sue parole di benvenuto, di sostegno e di conforto. A voi tutte autorità presenti, civili, militari, religiose, il mio cordiale saluto, il benvenuto
assieme a tutti i cittadini di Cappella Maggiore, vi giunga il mio deferente saluto e quello del Consiglio Direttivo Sezionale della sezione che ho l'onore di presiedere, e una buona presenza molto gradita da parte nostra per questa nostra adunata sezionale. Ringrazio i presidenti delle varie associazioni d'Arma della Consulta di Vittorio Veneto, presenti con labari, gonfaloni e bandiere. Ringrazio e saluto il vicepresidente di Banca Prealpi San Biagio, Flavio Salvador, con il cui istituto di credito, come noto, abbiamo da poco realizzato un grande progetto di solidarietà e di aiuto per i profughi provenienti dall'Ucraina. Un grazie a Don Riccardo Meneghel, parroco di questa comunità, che a breve ci guiderà nella celebrazione della parola di Dio nel solco ben tracciato della nostra millenaria civiltà cristiana. Nell'ambito alpino ringrazio il consigliere nazionale di nostro riferimento Daniele Bassetto, i vicepresidenti delle consorelle sezioni di Conegliano, che oggi ha pure l'adunata sezionale, di Treviso e Valdobbiadene. Ringrazio i nostri 3 presidenti emeriti, i miei predecessori, Angelo Biz, Donato Carnielli e Dino Salomon. I vicepresidenti sezionali, il consiglio direttivo, l'ho già detto poc'anzi. Un particolare pensiero di gratitudine lo rivolgo a voi capigruppo, che siete la base fondante della nostra sezione, a tutti gli alpini che con voi fate la vita che ci è data nell'ambito della nostra associazione. Da ultimo, ma tra i primi oggi, ringrazio Bruno Salvador, capogruppo del gruppo di Cappella Maggiore. A lui un grazie della ospitalità che ci ha fatto trovare e dell'organizzazione che ci ha donato per questo incontro, preceduto da 2 serate memorabili. Siamo dunque qui, oserei dire risuscitati, me lo consenta, usciti dalle case e dalle paure in cui eravamo rinchiusi fisicamente e mentalmente. Eravamo piombati nel baratro, vittime da oltre 2 anni di quel tremendo morbo che ci ha colti all'improvviso e che poco o tanto ci ha toccato tutti, chi soffrendo in forma anche grave all'inizio, chi perdendo persone ed affetti fra i più cari, chi colpiti in modo più blando negli ultimi tempi, ma tanto da non consentirci ancora di abbassare la guardia. Spero che vi giunga la voce, il mio ritorno non è buono come prima, pazienza. Siamo tornati a riunirci, a ritrovarci, a celebrare un importante evento, anche insieme a far festa. Ne avevamo tutti grande bisogno. Ma non è questa la prima. Abbiamo da poco celebrato a Rimini e San Marino la 93esima adunata nazionale, la prima internazionale. È stata sentita, partecipata, vissuta, segno tangibile della ripresa non solo degli alpini, ma anche dell'Italia intera. Abbiamo portato i valori della nostra storia, della nostra tradizione, del ricordo e della memoria, per ben comprendere il passato, continuare ad essere di esempio nel presente, soprattutto alle nuove generazioni, e concorrere a costruire nel bene il futuro. Non a caso uno fra i tanti messaggi portati nella grande sfilata degli 80.000 così recitava: 100 anni con i nostri vecchi, altrettanti con i nostri giovani.
Abbiamo voluto sottolineare il valore primario della pace, come ha ricordato anche il signor Sindaco, bene assoluto di ogni uomo e di ogni popolo, argomento questo di assoluta rilevanza ed attualità. Gli alpini promuovono la pace, aborriscono la guerra, condannano ogni forma di aggressione, come quella in atto in Ucraina per mano della Federazione Russa. La guerra porta solo morte, distruzione, povertà, miseria e colpisce soprattutto le fasce più deboli e meno protette della popolazione. Ma gli alpini, quelli veri, quelli che portano il cappello sudato sul campo, non comprato sulle bancarelle con pochi denari, rifiutano e detestano ogni forma di violenza, di sopraffazione, di divisione e di mancanza di rispetto, anche e soprattutto verso la donna che il buon Padre ha creato e posto accanto all'uomo. Lo descrive bene il secondo libro della Genesi. Ecco allora che con fermezza e determinazione condanniamo e stigmatizziamo ogni atto, gesto e parola che a Rimini siano stati ingiustamente posti in essere, invocando tanto un'approfondita indagine da parte dell'autorità giudiziaria che porti ai giusti provvedimenti sia appunto della giustizia ordinaria ma anche di quella nostra, quella domestica. Altrettanto però denunciamo ogni azione, gesto, parola e scritta che strumentalmente e artificiosamente sono stati inscenati, par certo ormai anche precostituiti, per offuscare, colpire e danneggiare la nostra onorabilità, la nostra storia ed i valori che da sempre costituiscono le pietre miliari della nostra pacifica e rispettosa convivenza. Quante forme di corteggiamento abbiamo riservato alle ragazze, quante cante alle mamme, alle spose, alle fidanzate abbiamo dedicato. Ora, per poco oserei dire, quasi per nulla, ogni galanteria diventa sessismo. Indubbiamente a taluni diamo fastidio. Essere simbolo di unità, solidarietà, amicizia non meritano più attenzione e rispetto. Siamo troppo inibitori di una vita spregiudicata e senza paletti. Siamo troppo legati agli schemi tradizionali di anima e corpo da ammirare e rispettare, nel contesto di una vita reale vissuta e non virtuale, come oggigiorno va di moda. Tornando agli ultimi 2 anni, pur con tutte le difficoltà e le traversie di cui ho fatto cenno, non certo ci siamo fermati, anzi, il libro verde che la nostra associazione puntualmente pubblica ben descrive l'incessante e preziosa attività svolta. Oggigiorno non riusciamo più a mettere in piedi imprese, cantieri, a costruire opere pubbliche, se non quelle delle zone terremotate o in varie zone disastrate, ma ci siamo invece riconvertiti alle forme di attività e servizio più consone all'età, alle forze fisiche disponibili, ai bisogni che la collettività richiede, quindi prevalentemente servizi, soprattutto rivolti alla persona, alla cittadinanza. La 21ª edizione del Libro Verde nazionale, alle cui risultanze anche la nostra sezione ha concorso, raccoglie le ore lavorate e le somme devolute in 2 fasi, settembre-dicembre 2020, periodo rimasto escluso della specifica edizione per l'emergenza sanitaria, di cui a fine celebrazione sentiremo parlare, e poi quelle dell'anno 2021. Per non tediarvi più di tanto, vi dico solo che nel periodo dell'emergenza le somme raccolte e poi donate e le ore lavorate hanno portato ad un valore complessivo generale di 37.650.161,17 euro.
Nel 2021 il totale è pari a 79.247.142,09 euro. Questa è la sostanza. Quindi voi ben capite qual è l'opera che l'ANA promuove. Lavoriamo perché è nel nostro DNA, perché da sempre facciamo della solidarietà, della memoria, del ricordo, della fratellanza, del rispetto dell'ambiente, delle attività di protezione civile e di volontariato il nostro vivere, come fissato nell'articolo 2 del nostro Statuto. Lo facciamo non certo per cercare consensi, attestati o riconoscimenti su pergamene, se non anche per ricevere provvedimenti legislativi di riconoscenza. È vero anche che dopo l'impegno profuso in guerra e in pace nelle varie forme e nei vari modi, se arrivano apprezzamenti dei rappresentanti delle istituzioni locali o centrali, voi dai sindaci, a fianco di quali ci siamo sempre messi a disposizione nei più svariati momenti del bisogno, voi dal Parlamento, non certo li rifiutiamo o li detestiamo. Non abbiamo come associazione preposto la data della giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli alpini. Se ne è fatto cenno in forma impropria, consentitelo, il 2 giugno scorso in Piazza del Popolo a Vittorio Veneto in occasione della celebrazione della festa della Repubblica. Noi siamo anche ben lieti che venga ripristinata a festa nazionale il 4 novembre per ricordare tutti i caduti, per onorare l'unità d'Italia, per celebrare anche la festa delle Forze Armate. Lo ha sollecitato il nostro Presidente della Repubblica Giorgio Mattarella. In conclusione, credo di poter affermare che sinora, nei 150 anni di vita del Corpo degli Alpini che quest'anno celebriamo, e ringrazio qui anche il Maggiore Meghini, Cristian, che rappresenta il comando del 7° Reggimento Alpini e che con noi le truppe alpine promuovono le iniziative di cui magari sentiremo anche qualche cenno dopo, abbiamo camminato, ritengo, appunto sulla retta via, salvo qualche volta umanamente incespicare, ma pronti sempre a risollevarsi e di aver proposto un modello e uno stile ripetibili, pur con i dovuti aggiustamenti, accettando la sfida per nuovi obiettivi, certo compatibili con lo status che Madre Natura ci modella e ci consente. La fase di studio, di verifica e di proposta che il progetto in essere sul nostro futuro associativo ci indicherà dove e con chi potremmo continuare il nostro cammino e quale testamento lasciare alle nuove generazioni. Consentitemi, l'ho fatta un po' lunga, ma dopo 2 anni di fermo e poi dopo gli eventi successi mi sentivo di dovervi dire questo. Vivano allora a lungo gli alpini, la nostra sezione di Vittorio Veneto, la nostra madre patria Italia. Grazie. Conclude l'intervento del consigliere nazionale dell'ANA Daniele Bassetto. Come sempre a me aspetta l'ultima parola e mi hanno detto 2 parole perché fa caldo, non ne abbiamo bisogno. Il nostro Presidente Introvigni ha già dato tutte le indicazioni necessarie a cui mi unisco. Io vi porto solamente il saluto di tutto il Consiglio Direttivo Nazionale, del Presidente Favero, che sapete che è stato rieletto per un altro triennio, e di 7 nuovi consiglieri che quest'anno verrà rinnovato appunto il Consiglio Nazionale, di 24 siamo formati, 7 sono nuovi, quindi 1/3 dei consiglieri arrivano al nuovo Consiglio Direttivo Nazionale. Questo per quanto riguarda le informazioni. Mi unisco a quanto detto poc'anzi il Presidente Introvigne perché i fatti di questi giorni chiaramente non dimostrano chi siamo. Noi siamo una forza unita, una forza coesa, una forza di 350.000 persone che hanno saputo in 25.000 persone portare il volontariato in occasione della pandemia. 25.000 persone alpini
hanno portato la loro attività nella pandemia. Quindi vorrei anche fare un applauso a tutti questi signori. Noi siamo abituati sempre a guardare avanti, lasciamo gli altri fare le chiacchiere sterili, chiacchiere che non trovano nessuna posizione. Tanto per la cronaca, visto che il Presidente Introvigno l'ha accennato, sapete quanti sono quelli che fino ad oggi hanno fatto le denunce ai magistrati, alla prefettura, a chi è interessato? Delle 500 molestie che si parlano i giornali, che sono riempiti la bocca, forse ce n'è una e sembra che non sia stata neanche a Rimini. Quindi tirate conclusioni, non voglio io tirare le conclusioni. Non siamo quelli che chiaramente i media ci in qualche maniera vogliono denigrarci, siamo una potenza forte e diamo fastidio a tanti, ma noi continuiamo, noi andiamo avanti sulla nostra storia, andiamo avanti con le nostre attività e per questo vi ricordo solamente che quest'anno ricorre i 150 anni del Corpo degli Alpini. Corpo degli Alpini perché? Perché siamo tante attività all'interno della stessa bandiera, cioè ci sono gli artiglieri alpini, ci sono i paracadutisti alpini, c'è la fanteria alpini, quindi del Corpo degli Alpini, che come sapete il 15 ottobre a Napoli si concluderà le manifestazioni per i 150 anni del Corpo degli Alpini. In tale occasione sono state indette tante attività, dalle staffette alla salita alle 150 cime, alle varie manifestazioni collaterali e culturali che ci sono, che voi potete guardare nel sito dell'ANA, guardare nel sito dei 150 anni del Corpo degli Alpini e trovate tutte le attività. Ricordo solo ai vittoriesi che il giorno martedì 28 giugno arriverà la staffetta qui a Vittorio Veneto, ci sarà una cerimonia con la Maina Bandiera, il ricevimento di chi farà il percorso della staffetta e quindi vi invito veramente a partecipare il 28 giugno. Come altra giornata clou, sempre per i 150 anni del Corpo degli Alpini, sarà il 18 luglio, ci sarà la salita alle 150 cime che poi sono diventate 180 perché tutti quanti hanno voluto aggiungere un qualcosa di suo, allora sono la salita lo stesso giorno, lo stesso momento, nelle 150 cime si accenderanno i fumogeni, sventolerà la bandiera italiana. Quindi un altro momento di aggregazione, di forza di chi siamo noi. E per finire appunto vi ricordo la data del 15 ottobre a Napoli. Anche qui solo un'informazione di servizio. A Napoli sarà una manifestazione statica, non sarà una celebrazione come siamo abituati a fare noi nelle nostri raduni tipo Rimini per capirci, ma sarà solamente un momento statico in piazza Plebiscito, in modo che lo sappiate fin da adesso, perché qualcuno mi ha chiesto ma ci saranno sfilati, ci saranno altre attività, no, ci sarà un'attività specifica statica. Ecco, detto questo io non voglio proprio portarvi via più tempo perché fa caldo. Viva gli Altini, viva l'Italia e buona giornata. Grazie consigliere, ora diamo luogo alla celebrazione della Santa Messa. Faccio notare che stiamo occupando la scalinata degli Alpini, dedicata agli Alpini, che gli Alpini di Cappella Maggiore hanno restaurato con grande impegno. Su questa scalinata trovano posto i rievocatori sentinelle della Gazzuoli, il coro ANA e il celebrante è di fronte a un altare da campo originale che celebrò messe nelle trincee della Prima Guerra Mondiale e chissà quante alpini dopo aver ricevuto la messa caddero vicino a questo meritevole cimelio. Vi chiedo la cortesia di seguire la Santa Messa in silenzio, anche se il tempo, anche se il sole cocente vi mette in difficoltà, e vi chiedo comunque al termine della Santa Messa di rimanere ancora un attimo perché c'è bisogno della vostra partecipazione. Grazie per la vostra collaborazione.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Signore sia con voi. Mi unisco ai saluti di benvenuto a tutte le autorità civili, militari, alle associazioni presenti e soprattutto un caro saluto agli alpini e ai fedeli presenti. Il canto ci ricorda che oggi è la solennità della Santissima Trinità e allora ci immergiamo in questo grande mistero attraverso i segni di questa celebrazione eucaristica e cominciamo chiedendo umilmente perdono al Signore per i nostri peccati. Signore, mandato dal Padre per rivelarci il suo cuore ricco di misericordia, Kyrie eleison. Cristo, servo fedele, che hai donato te stesso per salvarci dal nostro peccato, Christe eleison. Signore, che siedi alla destra del Padre e ci doni la forza dello Spirito Santo, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria, gloria, in excelsis Deo, gloria, gloria, in excelsis Deo. E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo. Preghiamo. O Dio, Padre, che hai mandato nel mondo il tuo Figlio, parola di verità, e lo Spirito Santificatore per rivelare agli uomini il mistero ineffabile della tua vita, fa che nella confessione della vera fede riconosciamo la gloria della Trinità e adoriamo l'unico Dio in tre persone,
per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro dei Proverbi. Così parla la sapienza di Dio. Il Signore mi ha creato come inizio della sua attività, prima di ogni sua opera, all'origine. Dall'eternità sono stata formata, fin dal principio, dagli inizi della terra. Quando non esistevano gli abissi, io fui generata, quando ancora non vi erano le sorgenti cariche d'acqua, prima che fossero fissate le basi dei monti, prima delle colline, io fui generata, quando ancora non aveva fatto la terra e i campi, né le prime zolle del mondo. Quando egli fissava i cieli, io ero là. Quando tracciava un cerchio sull'abisso, quando condensava le nubi in alto, quando fissava le sorgenti dell'abisso, quando stabiliva al mare i suoi limiti, così che le acque non ne oltrepassassero i confini, quando disponeva le fondamenta della terra. Io ero con lui come artefice ed ero la sua delizia ogni giorno. Giocavo davanti a lui in ogni istante. Giocavo sul globo terrestre, ponendo le mie delizie tra i figli dell'uomo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. O Signore, quanto è mirabile il tuo amore su tutta la terra. O Signore, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissato, che cos'è mai l'uomo perché di lui ti ricordi, il figlio dell'uomo perché te ne curi? O Signore, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. Davvero l'hai fatto poco meno di un Dio, di gloria e di onore lo hai coronato, e gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi. O Signore, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. Tutte le greggi e gli armenti, e anche le bestie della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, ogni essere che percorre le vie dei mari. O Signore, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, giustificati per fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Per mezzo di Lui abbiamo anche, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo, saldi nella speranza della gloria di Dio. E non solo. Ci vantiamo anche nelle tribolazioni, sapendo che la tribolazione produce pazienza, la pazienza una virtù provata e la virtù provata la speranza. La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Parola di Dio. Grazie a Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, a Dio che è, che era e che viene. Alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Parola del Signore. Rinnovo il mio benvenuto senza citare nessuno per nome, perché credo che sia una giornata dove è vero che ci sono anche giustamente dei responsabili, ma i protagonisti qui sono gli alpini. E sapete, quando si dice si è di casa, ci si trova bene, ci si sente a proprio agio, e pur essendo in tanti qui, non è faticoso stare qui. E anche cercherò di non tediarvi troppo, perché avete caldo, immagino. E vorrei cominciare da questa cosa qui. Oggi è la festa della Santissima Trinità, e mettere insieme la Trinità e gli alpini non è proprio così facile, soprattutto perché non si sa chi è più grande, oppure non si sa chi è più misterioso, forse la Trinità. Ma c'è una cosa che vorrei dire, c'è un versetto qua che mi ha colpito, che dice così: perché, dice Gesù, prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Io potrei dire così: voi tutti sapete di chi siete figli, avete un padre e avete una madre, e per raccontare dei vostri genitori potete fare semplicemente due cose. La prima è questa: scrivere un libro dove potete riassumere la vita dei vostri cari, sperando che ovviamente siano ancora in vita. Ma in ogni caso possiamo scrivere un libro e possiamo consegnarle delle memorie, tanti lo fanno, ma abbiamo un'altra possibilità molto più importante: parlare di chi sono i nostri padri raccontando. E questo dice semplicemente una cosa: che noi abbiamo una relazione che ci precede, qualcuno che ci precede. Abbiamo un padre e una madre. Allora che cosa dice Gesù quando usa le parole tutto quello che è mio ve lo darà? Gesù ci sta dicendo, non sta dicendo altro, ci sta parlando del Padre, di Dio Padre e dello Spirito Santo che prenderà da quel che è mio e ve lo darà. Ma lo fa in una relazione Padre, Figlio e Spirito Santo. Noi siamo dentro in questa relazione qui, che è una relazione d'amore e di misericordia. E quanto c'è bisogno oggi di parlare senza ipocrisia, di amore e di misericordia. E in qualche maniera anche il corpo degli alpini lo fa, nella sua maniera. Il personale sanitario lo farà da personale sanitario. Chi è responsabile delle nazioni lo farà da responsabile delle nazioni. Chi è responsabile della Chiesa lo farà da responsabile della Chiesa. Ma tutti coloro che sono cristiani sono chiamati a vivere la pace, l'amore e la misericordia. Ma permettetemi che concluda così. Vorrei essere breve. Abbiamo detto che tutti abbiamo un padre. Abbiamo un padre biologico, ma abbiamo anche un padre spirituale che è il nostro Signore, che è il nostro Padre nei cieli. E se io vi dicessi
Ecco, di chi siete figli, voi appunto sapete benissimo indicarvi i vostri papà e le vostre mamme. Ma potrei aggiungere questo. Questa nazione ha dei padri, ha delle madri, ha dei padri e delle madri che l'hanno costruita. Qualche giorno fa abbiamo ricordato una donna che è poco conosciuta, oggi beata, Armida Barelli, che con padre Agostino Gemelli è stata una delle artefici, ecco, dell'ospedale, dell'Università Cattolica. Una grandissima donna che ha lavorato nell'umiltà. Potrei citare lei come tante altre, e come tanti altri padri. E ci sono addirittura per noi uomini di Chiesa i padri della Chiesa, agli inizi dei secoli cristiani. Ecco, noi parliamo di una generazione di padri, ma quelli che verranno dopo di noi, cosa diranno dei padri che hanno avuto? Cosa diranno di noi? Quale eredità noi lasciamo ai nostri figli? Ecco, quali valori consegniamo ai nostri figli? Noi li riceviamo e facciamo memoria, ma chi ci segue, quale memoria farà? E spero che non sia solo la memoria di coloro che oggi abbiamo onorato nei capitelli e nei monumenti. Spero che non sia solo quella la memoria, ma sia anche la memoria delle buone opere che noi in questo momento possiamo fare. E concludo dicendo così. Spesso si dice, noi lasciamo tutto in questo mondo, non portiamo niente dietro di noi. In realtà, sapete cosa vi dico? Che una valigia ce la portiamo dietro. E questa valigia è tanto più carica quanto più noi, sapete cosa ci mettiamo dentro? Ci mettiamo dentro le nostre opere buone, le opere d'amore, che vi assicuro, di fronte a Dio, è l'unica cosa che conta, perché tutto il resto passa. Allora riempiamo la valigia delle opere buone, delle opere d'amore, delle opere di misericordia, delle opere di pace. Su queste, sono sicuro, il Signore ci giudicherà, ma è un giudizio che non è del Signore, è nelle nostre mani. E quindi, ecco, diamoci da fare come già stanno facendo molti e molti anche tra gli alpini. Esprimiamo ora la nostra fede dicendo: credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati,
Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, all'unico Dio in tre persone, bellezza sopra ogni bellezza, eleviamo con tutta la fiducia che abbiamo in cuore la nostra preghiera e diciamo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per tutti i caduti di ogni fronte e di ogni parte, in particolare per i caduti alpini, perché il loro estremo sacrificio ci sia di aiuto ad evitare la follia di nuovi conflitti e nuove perdite di vite umane. Preghiamo. Perché abbiano a cessare ogni guerra ed ogni conflitto, in particolare quello in atto in Ucraina, e trovino aiuto e protezione quelle comunità che soffrono morte, povertà e sopraffazione. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché il rifiuto della violenza e l'avvio di una coesistenza giusta e fraterna aprano ad un futuro migliore, nella costante ricerca delle vie del bene e della pace. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Memori delle tante vittime da Covid-19, perché la scienza, la medicina e l'impegno individuale e collettivo trovino pronte risposte al debellamento della pandemia. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per le nostre comunità locali e nazionali, per i loro amministratori e governanti, perché tutti insieme trovino le risorse e le energie necessarie ad affrontare le sfide del presente e guardare con nuovo ottimismo al futuro. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Ascolta, o Padre buono, queste preghiere, quelle che portiamo nel nostro cuore, ed esaudiscile secondo la tua volontà. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Permettetemi che faccia un accenno all'altare dove stiamo celebrando. È un altare da campo originale, e volentieri celebro su questo strumento che chissà quali storie potrebbe raccontare se parlasse. Anche se non si vede tanto il celebrante, non importa. Ecco, ci fa bene al proprio il nostro egoismo scomparire, anche perché siamo tutti dentro il mistero della Trinità. Ecco, quindi continuiamo la celebrazione con il canto d'offertorio. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Santifica, Signore nostro Dio, i doni del nostro servizio sacerdotale, sui quali invochiamo il Tuo nome, e per questo sacrificio fa di noi un'offerta perenne a Te gradita. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con il Tuo Figlio unigenito e con lo Spirito Santo, sei un solo Dio, un solo Signore, non nell'unità di una sola persona, ma nella Trinità di una sola sostanza. Quanto hai rivelato della Tua gloria, noi lo crediamo e con la stessa fede e senza differenze lo affermiamo del Tuo Figlio e dello Spirito Santo. E nel proclamare Te, Dio vero ed eterno, noi adoriamo la Trinità delle persone, l'unità della natura, l'uguaglianza nella maestà divina. Gli angeli e gli arcangeli, i cherubini e i serafini non cessano di esaltarti uniti nella stessa lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della Tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Ricordiamo in un istante di silenzio i morti di ogni guerra. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E ora, insieme al coro Ana che anima i canti di questa celebrazione, ci uniamo insieme per il canto del Padre nostro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremmo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi uno sguardo, un gesto di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma dir soltanto una parola e io sarò salvato. Per ricevere l'Eucaristia ci accostiamo al ministro più vicino, saremo in 3 e ci disporremo qui, ecco, nel piazzale antistante l'altare. Credo in
Preghiamo. Signore Dio nostro, la comunione al tuo sacramento e la professione della nostra fede in te, unico Dio in tre persone, siano per noi pegno di salvezza dell'anima e del corpo. Per Cristo nostro Signore. Preghiera dell'Alpino. Sulle nude rocce, sui perenni ghiacciai, su ogni balza delle Alpi, ove la provvidenza ci ha posto a baluardo fedele delle nostre contrade, noi, purificati dal dovere pericolosamente compiuto, eleviamo l'animo a te, o Signore, che proteggi le nostre mamme, le nostre spose, i nostri figli e fratelli lontani, e ci aiuti ad essere degni delle glorie dei nostri avi. Dio onnipotente, che governi tutti gli elementi, salva noi, armati come siamo di fede e di amore. Salvaci dal gelo implacabile, dai vortici della tormenta, dall'impeto della valanga. Fa che il nostro piede posi sicuro sulle creste vertiginose, sulle diritte pareti, oltre i crepacci insidiosi. Rendi forti le nostre armi contro chiunque minacci la nostra patria, la nostra bandiera, la nostra millenaria civiltà cristiana. E tu, Madre di Dio, candida più della neve, tu che hai conosciuto e raccolto ogni sofferenza ed ogni sacrificio di tutti gli alpini caduti, tu che conosci e raccogli ogni anelito ed ogni speranza di tutti gli alpini vivi e in armi, tu benedici e sorridi ai nostri gruppi, ai nostri battaglioni. Così sia.
Riceveremo ora la benedizione. Permettetemi che tra le persone da ringraziare ringrazi il capogruppo Bruno Salvador di Cappella, con tutto il gruppo di Cappella Maggiore, per come hanno preparato, allestito, fatto vivere questi 3 giorni davvero emozionanti e molto belli. Ringrazio lui a nome di tutto il gruppo e attraverso la sua persona anche tutte le altre autorità che sono qui schierate dinanzi e con le quali condivido questo giorno di festa. Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, che è Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Un grazie anche a tutti i ragazzi che hanno allestito la parte tecnica, audio e video, che nell'ombra stanno facendo un lavoro egregio, grazie alla Tenda TV. Grazie. Chiedo ancora la vostra collaborazione per completare questo momento significativo. All'inizio, durante il suo intervento, il Presidente ha citato alcuni dati. 683.000 ore di lavoro, un valore di 4.550.009 euro e 3 centesimi, il contributo degli alpini per collaborare a combattere l'emergenza Covid. Questa emergenza vuole essere significativamente rappresentata da un oggetto che l'Associazione Nazionale ha coniato e che ha inteso donare a tutti i collaboratori volontari che hanno reso attività nei loro ambiti. Noi della sezione di Vittorio Veneto non potevamo che approfittare di questo momento solenne per riconoscere a tutti loro questa onorificenza. I volontari dell'Associazione Nazionale Alpini, che con la divisa della Protezione Civile o con quella delle squadre della sanità alpina o semplicemente con la camicia del proprio gruppo si sono resi disponibili per svolgere le tante attività necessarie durante il periodo della quarantena. La distribuzione di presidi medici, medico-sanitari, il rilevamento delle temperature nei luoghi pubblici, l'acquisto e la consegna di generi alimentari sono stati alcuni dei lavori toccati agli alpini su tutto il territorio nazionale. Le persone fragili hanno potuto contare sull'aiuto dei volontari dell'associazione per i bisogni più urgenti. Ritorniamo per un momento ai terribili giorni di marzo e aprile, quando l'unico rumore era il suono delle ambulanze. Allora capiremo quanto sia stato importante che a bussare alla porta ci fosse un uomo con il cappello alpino, pronto a consegnare la spesa, le mascherine, i medicinali, insomma, quanto necessario per quei giorni di solitudine.
A tutti i volontari, in segno di gratitudine, il presidente Favero, insieme al consiglio direttivo, ha deciso di consegnare una spilletta che ricordi l'emergenza sanitaria. E la sezione di Vittorio Veneto, a sua volta, chiama qua alla base della scalinata il presidente della sezione e il consigliere nazionale per compiere il gesto. Siccome ci sono anche alcuni sindaci, vorremmo che anche i sindaci fossero partecipi di questo momento. Se salite poi in alto, chiamo il capogruppo del gruppo Città e il sindaco di Vittorio Veneto. Il gruppo Città, rimani giù Piero, rimani giù per la consegna, capogruppo scende, no, il capogruppo solo scendi davanti e riceverai rivolto verso di loro. Grazie. Un attimo che chiamo i nomi delle persone alle quali viene insignita la spilla. Gruppo Città: Canal Roberto, Dalle Crode Mario, De Biasi Roldano, Florian Gastone, Gri Roberto, Lucchi Plinio, Peruzza Pietro, Pocchiesa Antonio. E facciamo un applauso. Adesso chiedo al capogruppo di salire sulla scala, qua in fianco. Gruppo di Cozzuolo. Il gruppo di Cozzuolo, Casetta Maurizio. Gruppo Valla Pisina. Piero, vieni su sua scala, vieni in trio, perché le bisogna spazio. Gruppo Valla Pisina, Cecchinel Giovanni, Costante Luciano, Giordan Enrico, Mognole Edoardo, Piccin Franco. Bene. Chiedo al sindaco di Vittorio Veneto di salire sulla scala, perché adesso chiedo al sindaco di Colle Umberto di raggiungere il luogo e con esso il capogruppo. Gruppo di Colle Umberto: Bottega Giuseppe, Camerin Massimo, Didonè Sergio, Mariani Sergio, Marani, Padoin Giancarlo, Pillot Sergio, Sonego Mario, Tomasi Pietro, Tonon Giandomenico, Zanon Gianpietro. Prendete posto, grazie anche il sindaco. Il gruppo di Fregona, non c'è rappresentante di amministrazione comunale, il gruppo di Fregona che rappresenta Bottega Flavio, Salvador Tommaso, Sommavilla Alcide, Uliana Giulio, Uliana Candido. Il sindaco di Miane e il capogruppo di Miane, grazie. Gruppo di Miane, con i propri rappresentanti: Buso Dennis, Pellarin Ernesto, Recchia Enrico, Rizzi Luigi. Grazie, prendete posto. Il sindaco di Sarmede per il gruppo di Montaner. Gruppo di Montaner: De Martin Daniele, Lorenzo Guglielmo, Rui Luigi. Il sindaco di Revine col capogruppo di Revine. Gruppo di Revine: Marchioni Michele. Il capogruppo di Tarso, il sindaco ci è stato detto che si è già allontanato. Capogruppo di Tarso con i seguenti nominativi: Bazzo Ivano, Dare Ugo, Introvigne Francesco, Pagotto Andrea, Viezzer Achille, Zuanella Michele.
l'unità di protezione civile sezionale. Gruppo numeroso, composto da Ballestini Giuseppe, Bazzo Walter, Bernardi Elio, Carlet Venanzio, Carlet Duilio, Casagrande Guido, Casagrande Gianpietro, Dabroi Andrea, Da Re Monica, Da Rodda Mirko, De Biasi Achim, De Martin Francesco, Denardi Elvio, Fioretti Alberto, Longhi Serenella, Manfredi Alfonso, Masutti Rino, Neri Massimo, Oliana Silvano, Piccin Eros, Piccin Mario, Pin Luigi, Pradal Cornelia, Pradal Gabriele, Ruggio Emanuela, Saccon Pietro, Salvador Giovanni, Somavilla Giovanni, Soneghet Umberto, Testi Michela, Trampetti Alberto, Uliana Elda, Zamai Paola. Questi 75 compongono le migliaia di alpini che hanno dato e daranno ancora un aiuto in caso di bisogno. Con questo gesto, con questa immagine dalla scalinata degli alpini, possiamo dichiarare conclusa la fase protocollare della nostra cerimonia e diamo appuntamento ai nostri alpini. Martedì 28 giugno, alla sera, arrivo della Fiaccola della Pace nella Città della Pace, un evento di grande importanza. Non dimentichiamoci però che a luglio c'è il raduno del Triveneto ad Asiago, un altro appuntamento che dovremo onorare. Per chi ha prenotato il pranzo si può accomodare, arrivederci tutti anche all'anno prossimo alla radunata sezionale, che possiamo già dire si svolgerà a Cozzuolo in occasione del suo anniversario. Grazie a tutti della vostra collaborazione, arrivederci. E si conclude qui la nostra diretta, la diretta della Tenda TV in occasione della 91esima adunata sezionale degli alpini, alpini della sezione di Vittorio Veneto. Abbiamo visto Cappella Maggiore a festa, tante le penne nere che hanno affollato Cappella Maggiore in questa giornata di domenica 12 giugno 2022. Un grazie sentito non solo agli alpini della sezione di Vittorio Veneto, ma a tutto lo staff tecnico della Tenda TV che ha reso possibile questa diretta televisiva, e ovviamente grazie a tutti voi per averci seguito. Appuntamento alla prossima e viva gli alpini!